8 anni fa, al Politecnico di Milano è nato il progetto Vento, un lavoro di ricerca che ci ha portato a scoprire, conoscere e apprezzare il forte potere rigenerativo delle lunghe ciclabili turistiche del centro Europa. Un modello di cicloturismo che non nasce per caso, dalla buona volontà o da un amore ossessivo per la bicicletta. Nasce da una visione chiara: il cicloturismo che ha in mente Vento è un argine al declino e una porta aperta alla scoperta di una bellezza che è dietro l'angolo di casa e che potremmo esplorare con la facilità di una pedalata. Vento è un filo leggero che ricuce le tante economie locali che non possono chiudere, che riscrive un racconto unico per quelle migliaia di beni culturali che si trovano tra Venezia e Torino e che ignoriamo quando usiamo le alte velocità. È il racconto di un paesaggio bello e punteggiato, chilometro dopo chilometro, tra risaie, campi, boschi, fiumi minori, architetture idrauliche e rurali, musei di guerra e geste agricole, ricette e piatti tipici. Lungo il Po è nascosta tutta questa ricchezza. Manca però un filo narrativo che riporti alla luce questi tesori. Vento è quel filo narrativo, un filo che ricuce e guida i nostri sguardi nel territorio, un territorio che oggi non c'è, che però esiste e resiste allo spopolamento, che vuole un progetto non per sopravvivere, ma per vivere. Una pista ciclopedonale di 700 km, continua, senza interruzioni, senza auto, percorribile da tutti. Un filo leggero che scrive un immaginario turistico nuovo, sostenibile per il territorio, che abbatte i confini amministrativi e che unisce salvaguardando le tradizioni dei singoli. Vento è un filo che domani potrà dare vita ad altri fili, quello della navigazione fluviale, dei cammini, delle ippovie, del canottaggio. Ma questo, di nuovo, non nasce per caso, nasce da un progetto, nasce dall'ambizione di andare oltre la piccola ciclabile locale. Oggi Vento è un pezzo importante del sistema nazionale della ciclabilità turistica. Domani sarà il filo che darà energia a un territorio che ha diritto ad avere un futuro. Vento è un progetto che si sta compiendo, ma la lunga ciclabile ancora non c'è. Occorre tenere vivo l'impegno di tutti per arrivare al traguardo della sua realizzazione. Cittadini, aziende e istituzioni locali aspettano di poter vivere di Vento. L'impegno profuso in questi anni ha portato Vento a essere in legge di stabilità e a far parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Per questo Vento sta ricevendo importanti finanziamenti per portare avanti le fasi progettuali. La strada da percorrere è ancora lunga. Il Politecnico di Milano continuerà ad accompagnare il processo con la sua competenza e la forza della sua istituzione secolare, ma occorre andare avanti tutti insieme per realizzare al più presto quello che 10 anni fa era un sogno per dare un futuro durevole e possibile a una grande fetta del nostro bel paese.